Ed è emozionante. L'anno scorso, quando c'è stata la prima edizione di Scuole Seminari, il tema era quello dell'energia. Io sono rimasto impressionato dal livello di fantasia, di evoluzione, di stimoli che questi ragazzi sono riusciti a dare su un tema che io pensavo fosse ancora prematuro per la loro età. Hanno dato degli elaborati, delle intuizioni notevolissime. Quindi quando quest'anno Vittorio ha proposto questo secondo tema sulla sicurezza, la stessa preoccupazione mi è venuta, cioè la sicurezza, questi ragazzi, cosa possono dire? E invece no, perché guardando i filmati ti rendi conto di quanto questi temi siano stimolanti anche per queste generazioni. Io che sono vecchio del mestiere ricordo che la sicurezza una volta era delegata a chi operava. Uno si metteva male, problemi suoi, invece non è così. La sicurezza non è delegabile, la sicurezza chi ha la responsabilità deve farsi carico di creare ambienti, situazioni, ambienti in cui la gente non si faccia male. Tanto è vero che oramai nell'ambito della sicurezza l'INAIL in particolare ha assunto un ruolo di estrema vigilanza e di estremo controllo e rigore nei confronti dei datori di lavoro, nei confronti delle strade, nei confronti di... Se uno si trova in cantiere vuol dire che non era stato adeguatamente organizzato il sistema perché non si facesse male. Se uno si fa male sulle strade va verificato che le strade non fossero possibili situazioni di pericolo. Perché, come vi dicevo, la sicurezza è un obbligo e sempre di più dovrà essere. In questa logica, la Fondazione degli Ingegneri, che ha come statuto, come mission, quella di creare corsi, aggiornamenti, diciamo anche etica professionale, organizza decine e decine di corsi anche sulla sicurezza oltre che sugli altri ambiti della formazione degli ingegneri, perché i professionisti devono capire questa filosofia, questa come tante altre. La sicurezza va garantita e se non c'è nell'ambiente di lavoro a cui loro sono preposti di sovrintendere, devono sostenere i lavori, non c'è alternativa. Quindi complimenti a Vittorio perché è un ambito in cui era molto opportuno sviluppare la sensibilità e vedere voi qui vuol dire che la missione è compiuta. Bravo Vittorio.